Non si era detto che Don Paolo doveva essere accompagnato da un altro presbitero. Chi è che va insieme con lui in Brasile? Ovviamente mi ero già preparato una risposta, ma non ce n'è stato bisogno. Ad ogni modo l'impegno c'era e doveva essere mantenuto. Ogni promessa è un debito, mi hanno insegnato ancora da piccolo. Non mancavano certo le candidature. Il suo viaggio come pastore di Dio continuerà in Brasile, presso la diocesi di Livramento de Nossa Signora, come missionario al servizio delle comunità bisognose, al fianco di Don Paolo Salatin, inviato già lo scorso novembre come prete Fidei Donum. Da oggi ufficialmente Monsignor Corrado Pizziolo lascia la diocesi di Vittorio Veneto. Dovunque, da tutti, ho riscontrato pieno consenso, addirittura qualcuno anche entusiasmo. Un'ipotesi che ha preso forma nel tempo, divenuta concreta negli ultimi giorni ed oggi reale nell'annuncio di Monsignor Pizziolo, che fino a fine gennaio diventa amministratore apostolico, reggerà la diocesi fino all'arrivo del suo successore, che ancora non è stato nominato. Il saluto alla sua comunità già fissato per domenica 19 con una celebrazione in cattedrale alle ore 15. Dal momento che il vescovo emerito fa ancora parte del presbiterio diocesano, se non altro perché l'economato deve pagarlo, è così. Questa scelta mi consente di continuare ad offrire un servizio alla nostra Chiesa. Legge Monsignor Pizziolo la lettera di dimissioni inviata lo scorso settembre a Papa Francesco, che ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi una volta compiuto il limite di età dei 75 anni. L'annuncio davanti ai suoi con la stessa semplicità e ironia che l'hanno sempre contraddistinto. Originario di Scandolara, Zero Branco, Pizziolo completa la sua formazione al seminario vescovile di Treviso. Per 17 anni guida la diocesi di Vittorio Veneto. A lui l'onore di presidiare il rito liturgico dell'apertura solenne del Giubileo 2025 in cattedrale. Non ne potevo più dei miei confratelli di Treviso, che ogni volta che mi incontravano, allora dove sei che te vai? Vieni a Treviso, stai tu là.